se c'è anche questo momento che mi piaceva sottolineare. Il segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, farà una sosta e lo farà a Belluno, anche lui si unisce a questo nostro incontro, e poi passerà anche per il cimitero, essendo il 2 novembre una giornata un po' particolare, strana, è la commemorazione di tutti i defunti, quindi sosterrà nel cimitero dove celebrerà la messa alle 15 a Fortogna, il cimitero del Vajont. Ecco. Facciamo un canto a Maria. Mira il tuo volto bella Signora, che pieni giubilo oggi ti onora, che pieni giubilo oggi ti onora. Siamo in attesa dell'inizio della manifestazione, tra poco parleranno le autorità. Siamo a Rocca Pietore a un anno da Baia, appena terminata la messa celebrata dal Vescovo di Belluno e Feltre Renato Marosa. Vescovo Renato Marangoni, benvenuto a Rocca Pietore. Oh, grazie e ben trovati, vi vedo con buona volontà qua. Ha avuto parole importanti per la nostra gente ad un anno da quello che è stato il tragico momento di Baia, e avremo parole ancora più importanti nel fine settimana perché arriva Parolin. Sì, farà questa visita
è una coincidenza con il 2 novembre, per cui sono quelle giornate un po' particolari, però il significato è proprio quello di rendere innanzitutto di rendere testimonianza per il bene che comunque, nonostante quella tragica violenza della tempesta Vaia, è stato espresso, manifestato, penso con grande spontaneità. È quello che mi ha sorpreso anche a me, dove è stato evidente che la nostra gente porta con sé un affetto grande per la propria terra e direi anche una sapienza, perché si è espresso anche conoscenze ricevute dai loro padri e madri di un rapporto molto vivo con la natura. Quindi andiamo avanti intanto. E bentornato nella Gordino, perché ultimamente la vediamo spesso anche con Don Cesare e Don Francesco. Sì, ma ne ho combinate troppe, cambiati troppi. No, ma va bene così, andrà bene, dai. Sì, è un po' dovuto anche al fatto che c'è un cambiamento che è segno da una parte di una minor disponibilità di risorse umane, ma è anche segno di una vitalità che si rigenera. Quindi... Poi Don Fabiano insegna con le sue 5 parrocchie, no? Certo, è diventato anche vicario foraneo, quindi... State facendo miracoli. Oh, dai, insomma. Va bene, dai. Grazie Vescovo. Siamo a Marco con un po' osservando l'autorità, vedendo il discorso importante dell'anniversario di Vaia. Ancora Basta, basta. Matteo Negro. Siamo in attesa dell'inizio del ricordo di Vaia. Tra un po' saliranno le autorità sul palco di Rocca Pietore a un anno esatto dall'uragano Vaia. È appena terminata la messa celebrata dal Vescovo, che vediamo in questo momento con il sindaco Andrea De Bernardini. Sindaco,
una buona presenza, una buona partecipazione a Rocca Pietra. Va detto che abbiamo organizzato questa cosa martedì sera. Martedì sera ci siamo trovati in municipio, amministratori, dipendenti comunali e qualche volontario che ci ha dato una mano durante l'emergenza e abbiamo organizzato una cosa in grande stile, perché è una bella cosa questa qua. Se non fai niente vieni attaccato perché non fai niente, se fai vieni attaccato perché fai. Abbiamo scelto di fare. Spero che vada tutto bene, adesso avremo degli interventi importanti, ci sono ospiti importanti, bene. Abbiamo visto l'attenzione dei media nazionali, sono tutti qui. Sono arrivati i media nazionali, ho fatto un'intervista con la RAI, c'era Sky TG24, c'è Antenna 3, c'è Radio Più, quindi i più importanti li abbiamo tutti. Non ricordo di Baia, l'anno scorso a quest'ora andava molto bene. A quest'ora stava cominciando il brutto, sì, mi vengono i brividi a pensarci, ma sul serio mi vengono i brividi. Giro a vedere i torrenti a quest'ora. Ero in giro a vedere i torrenti assieme al vice sindaco, agli assessori, ai consiglieri, ai volontari del soccorso alpino e dei vigili del fuoco volontari, tutti bagnati e fra un'ora e mezza è successo il finimondo. Grazie sindaco, buon ricordo. Grazie. Dov'è il Michele Carrozza? Sindaco di Cenceniche, Mauro Soppelsa, sta parlando con Willy. Ancora un attimo di pazienza, i nostri ospiti stanno arrivando, il capo della protezione civile, il capo nazionale vigile del fuoco, l'assessore regionale e il dottor Dell'Acqua, che è sostanzialmente l'uomo operativo del commissario per l'emergenza. Stanno arrivando, sono a Caprile, quindi 5 minuti e poi cominciamo. Avete sentito, ancora 5 minuti e poi il via a quello che è il ricordo. Sindaco Leandro Bromes, non ce l'abbiamo fatta a sentirci in questi giorni, va meglio quest'anno. Un anno fa a quest'ora che succedeva lì? Beh, un anno fa a quest'ora iniziava il vento e poco dopo insomma richiamavo tutte le persone che avevo sul territorio perché il rischio era troppo alto. Abbiamo passato tutta la notte in municipio, poi quello che si è visto è stato tremendo. Livinallongo un anno dopo? Ma Livinallongo un anno dopo direi bene, tutti i soggetti attuatori del commissario hanno lavorato bene, Veneto Strade ha impegnato tutti i fondi che erano stati loro assegnati per sistemare i siti valanghivi, quindi quasi 30 milioni di euro su 6 siti. Noi come Comune siamo intervenuti su parecchi interventi per un totale di 1,5 milioni, poi insomma i servizi forestali e tanti altri hanno fatto il loro dovere, insomma, quindi la macchina è partita, ci vorrà ancora del tempo, però siamo partiti bene. Grazie sindaco. Non va coattivo, la gente lo sa, non si paga più. Arrivano che vai, perché le imparano velocemente questa storia. Certo, una volta Franco Gidoni, consigliere regionale, Massimo Bortoluzzi, consigliere provinciale con delega alla difesa del territorio. Speriamo che qualcuno metta ordine. Sicuro che paga fattura, entro un mese. Ancora qualche minuto e avrà inizio il ricordo a un anno dall'uragano Baia.
Silvia Cestaro, sindaco di Selva di Cadore. Sindaco, Questo è pericoloso. un anno dopo. Un anno dopo, molto più sorridenti e più sereni, con le cose che si sono avviate decisamente positivi. Attuale situazione a Selva di Cadore? La situazione è sicuramente in fase di avvio, sono iniziati i primi lavori sia per le strade agrosilvopastorali che per le strade quelle del comune. Le prime messe in sicurezza, stiamo aspettando da Provincia Veneto Strade anche la presentazione degli ultimi progetti. La Val Fiorentina è al via, essenzialmente, stiamo aspettando che la ditta cominci a fare la tracciatura della strada e quindi devo dire che nel disastro in quest'anno cose ne sono state fatte tante. Non ci sono state le temute chiusure della Val Fiorentina, se non quelle pause che ci sono per permettere i disgaggi, no? Certo, sì, questa era un po' un'idea che era girata senza cognizione di causa. È chiaro che ogni tanto ci sarà questo bisogno di chiudere. Io ero presente un giorno in cui disgaggiavano, scendono dei massi enormi, per cui è chiaro che ci vuole un minimo di sicurezza in questi interventi e si cercherà di fare il tutto con il minimo disagio per la popolazione. Grazie e buon ricordo. Grazie. Silo De Biasio era sindaco di Alleghe un anno fa. Sì, un anno fa. A quest'ora stava combattendo contro il lago, credo. A quest'ora stavo combattendo più che contro il lago, era andata via la luce, c'era il pericolo dei torrenti che tracimavano e avevo dovuto già fare un'ordinanza di sgombero per 23 persone verso le 5:30, diciamo che l'ora più o meno è questa. Va meglio quest'anno. Va meglio quest'anno. Sì. È la frase ricorrente della serata, va meglio quest'anno. Sì. Grazie sindaco. Moreno De Valde a Venezia, a Rocca Pietra è giornata importante. Sì, oggi giornata sempre di corsa sulla strada, comunque interessante tutti e due gli interventi, sia a Venezia che qua. Insomma, vedere anche i lavori che sono stati fatti in un anno, certo non poca cosa, ecco, bisogna rendersi conto che Vaia in pochi minuti, in poche ore ha distrutto quello che ha distrutto, e aver già fatto quello che siamo riusciti a fare non è poca cosa, ecco. Adesso i prossimi anni pian pianino andremo a fare anche ulteriori interventi, ma certo che la bacchetta magica, ripeto, non ce l'ha nessuno anche. Si è parlato di 1700 cantieri. Scusi? Si è parlato di 1700 cantieri. Sì, penso che la nostra regione credo sia stata l'unica regione a investire tutti i soldi che erano stati dedicati per questa annualità, pertanto credo sia orgoglio sia dell'amministrazione e di tutti i tecnici regionali e non solo per il lavoro che è stato fatto. Grazie sindaco. Dentro a Falcade, del condominio. Mauro,
Suppelsa, sindaco di Cencenighe, un altro paese che ha un cantiere importante in questi giorni, non solo per il dopo vai, anche per l'acquedotto che finalmente andrà a servire a Cencenighe. Sì, l'acquedotto della Val del Biois abbiamo buone possibilità che possa essere ultimato prima dell'inverno e quindi è un'opera importantissima che servirà per il futuro di Cencenighe, perché senza questo acquedotto, dopo la perdita dell'acquedotto della Val d'Acchioi, avremmo avuto problemi. Ma è di questi giorni la notizia che è stato finanziato anche l'acquedotto che servirà alle frazioni alte, Martin, Bogo, Cioit, Malos, Cavarzan, Colesin, che sono rimaste anch'esse senza l'acquedotto della Val d'Acchioi. 950.000 euro che sono in Gazzetta Ufficiali, quindi l'opera è finanziata, vediamo cosa riusciamo a fare entro l'autunno, prima dell'inverno. Una bellissima notizia, tra l'altro arrivano anche i complimenti in radio perché parlava di un 17 ottobre per la risoluzione del programma verso Lorenzon Chenet, 17 ottobre era. Siamo stati precisi, vero? Ecco, sono lì che lavorano, stanno mettendo a posto la valle che ha creato problemi quest'estate a Chenet e la stessa ditta sistemerà quel tratto di acquedotto che era stato segnalato. Grazie sindaco Mauro Suppelsa. Sì, a Bosco Verde. E Ostia, così che te la vedi, guarda subito, CNN, guarda, su CNN. Bel sorriso. Caro Gianni, lo scorso anno a quest'ora dove erano i pompieri di Rocca Pietro dei Capricci? Deve chiedere loro, io ero con la protezione civile ad Alleghe, Tu eri a Tallo, col gruppo di Alleghe, invece loro erano sul territorio. dove erano sempre zona Caprile, Rocca Pietro? Dappertutto, sono fatti non in 4, in 10 sono fatti. Persone eccezionali, uniche, bravissime, meritano. Anche il meneolo che là. Le mio nipote quel ragazzo là. Due gemelli, due pompieri. Due gemelli, Due pompieri, non vigili del fuoco, pompieri. da farci un film. Esatto. Ben trovati. Buonasera. Una bella foto. No, sono noi la foto con le Siamo sempre in attesa dell'inizio delle celebrazioni ufficiali della ricorrenza di Villa. Quella sì che ti diverti con quella gente.
video che ci riporta indietro un po' di qualche mese fa, ai tempi purtroppo dell'evento di Vaia. Sono dei video inframmezzati a degli interventi importanti che faremo qua sul palco. Abbiate ancora un attimo di pazienza, lasciamo che i nostri ospiti appena arrivati si preparino e poi cominciamo. Piano cominciamo, se no abbiamo anche i bambini, se no facciamo troppo tardi. Vi accomodate. Dottor Dell'Acqua, assessore, qua, prima fila. Avete bisogno di soccorsi? Mandi sta foto qua. Mi sento piuttosto sicuro. Grazie a tutti. Se mi mettono un medico io mi sento sicuro. Se pensiamo andiamo indietro di 365 giorni, erano le 5:30 io rientravo assieme al vice sindaco, all'assessore, ai nostri volontari del soccorso alpino, ai volontari dei vigili del fuoco, rientravo da dei giri che facevamo sul territorio da tutta la giornata perché i torrenti si stavano gonfiando tanto. Rientravo a casa a cambiarmi,
Dal municipio a casa mia sono circa 2 minuti di macchina, abito qui proprio qua davanti. Arrivo a casa, mi cambio e faccio per ripartire. Le cose erano completamente cambiate. Adesso io non ricordo se era fra le 6 e le 6 e mezza. Non si riusciva più nemmeno ad aprire la portiera della macchina da quanto vento facesse, e io sono rimasto fermo in casa, come hanno fatto tutti quelli che erano qualsiasi persona che era dislocata sul territorio si è fermata lì in quel punto, perché tutto è cambiato. Non si riusciva più con le macchine a spostarsi neanche di 1 chilometro. Fra Bosco Verde qui e il municipio sono cadute circa 100 piante in strada, sicché se mi mettevo in macchina probabilmente non sarei qui a quest'ora, e sono stati momenti i peggiori, perché non sapevo più dove era il vice sindaco, non sapevo più dove era l'assessore, dove era il tecnico, i collegamenti non c'erano più, internet non c'era più la luce, quindi vedete l'orario, fa già buio. Il vento forte schiantava 600.000 piante sul territorio di Rocca Pietore, 600.000 piante, siamo 1.200 abitanti, abbiamo 500 piante a testa schiantate, e soprattutto a un certo punto è mancata anche l'acqua nei rubinetti, se lo ricorderanno bene anche i nostri bambini, neanche l'acqua nei rubinetti. Prima ho trovato adesso non ricordo più chi mi ha detto, che mi hanno visto con uno dei cuochi dei nostri volontari che è in cucina, mi ha detto: ti ho visto il giorno dopo ai serraggi di Sottoguda con una faccia che esprimeva tutta la tua preoccupazione. Perché? Perché ero sindaco in quel momento, non ero, purtroppo, devo dire purtroppo, non ero un normale cittadino, con tutti i problemi dei normali cittadini in quel momento. Ero un sindaco e non sapevo che pesci pigliare. Il brutto è stato il giorno dopo, svegliandomi alle 6 di mattina, perché poi alle 9 mi sono rimesso in moto, sono stato fino alle 11:30 o mezzanotte assieme ai volontari del soccorso alpino. Io non sono tanto un operativo, ma mi hanno dato una radiolina, era piccola, stava infilata nella tasca qui, e con quella cercavo di tenermi in contatto con qualcuno. Avere i volontari del soccorso alpino e dei vigili del fuoco volontari, un distaccamento per fortuna attrezzato anche con delle macchine importanti e con tanta buona volontà, è per il sindaco l'unico appiglio. Il municipio era diventato la sede della piccola protezione civile che abbiamo qua davanti, e per 2 giorni è rimasto quello il municipio. Io non sapevo cosa fare, andavo lì e trovavo loro, e con loro si è riusciti a impostare un minimo di primo soccorso. Poi è arrivata la grande macchina della protezione civile, devo dire grande, una cosa impensabile, una cosa anche a tratti ingestibile, perché il municipio è esploso in un numero indefinito in quel momento di colori. Erano i colori delle divise, io non vedevo le facce ma vedevo le divise, sapevo che quelli rossi erano il soccorso alpino, quelli verdi erano i vigili del fuoco e l'esercito, quelli gialli erano la protezione civile e quelli dell'ambulanza. Questa è la cosa più bella che un sindaco può vivere in quel momento, cioè avere l'aiuto che sostanzialmente avevo chiesto all'assessore qua davanti. Nell'ultimo messaggio che ci siamo scambiati quel giorno, lui lo può confermare, io non ho detto vieni su, non ho detto mandami l'esercito, intendendo l'esercito tutto quello che poi è arrivato, quindi tutti quei colori importanti che ti tirano un po' sul morale. Oggi, dopo 11 anni che faccio il sindaco, ho capito una cosa: se non organizzi niente, se non fai niente, vieni accusato di non fare niente. Se fai, sbagli perché hai fatto. Martedì scorso, quindi una settimana fa, ci siamo trovati in una riunione gli amministratori assieme ai dipendenti del comune
importantissimi perché quel municipio è stato davvero operativo un anno fa e lo è ancora, e lì si è deciso se fare o non fare questa serata, quindi tutto è nato in una settimana. In una settimana siamo stati in grado di avere qua tanti colleghi sindaci seduti, che ricordo per primi, perché anche loro come me hanno vissuto le stesse negative emozioni lo scorso anno. C'è anche un ex sindaco, quello di Alleghe, che era il sindaco l'anno scorso, non lo è più, ma c'è anche il suo collega che lo ha sostituito, quindi grazie ai colleghi sindaci. Sono riuscito ad avere qua i nomi più importanti e con i quali ho condiviso e loro hanno condiviso la mia di faccia quando sono venuti a trovarmi. Primi sono arrivati l'ingegner Dattilo, allora era capo regionale dei Vigili del Fuoco, e l'amico Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, assieme all'assessore Bottacini. I primi ad arrivare, assieme anche al presidente Zaia, che è venuto 5 volte a Roccapietore. Quando sono scesi dall'aereo, Angelo Borrelli mi ha detto una frase che mi è rimasta, ha detto: voi siete stati colpiti da un cataclisma che vi ha salvato case e vite. Me ne ricordo ancora quelle parole. Quindi da lì siamo ripartiti, un po' alla volta ci siamo nei giorni successivi rivisti, abbiamo visto che era vivo Tony, Nani e tutti i nostri compaesani. Sei vivo anche tu? Per fortuna ci si abbracciava perché si era tutti vivi. Da lì siamo ripartiti perché eravamo tutti vivi. Oggi secondo me era una cosa sbagliata non fare niente, la vostra presenza ne è la dimostrazione. Abbiamo anche l'onore di avere un comandante importante dell'esercito, quello che è venuto a trovarci lo scorso anno, che è il generale di corpo armata, è una parola importante, e lui comanda credo tutto il nord Italia, adesso poi approfondiamo, comunque è un pezzo da 90 dell'esercito, ma abbiamo qua i carabinieri, abbiamo la Guardia di Finanza, abbiamo la Protezione Civile, quindi tutti quei componenti, e sicuramente dimentico qualcuno e me ne scuso, tutti quei componenti che lo scorso anno ci hanno tirato fuori da quella situazione disgraziata che ci eravamo venuti a trovare. In prima fila vedo anche il capo del soccorso alpino provinciale, che ringrazio di essere qua con noi, è venuto decine di volte lo scorso anno, quindi anche lui una faccia che ricorderò positivamente. Ci sembrava giusto fare qualcosa, l'abbiamo fatto, 448, abbiamo messo in piedi una organizzazione che è stata la macchina dello scorso anno, quella che ha tenuto in piedi la cucina e la mensa della Protezione Civile. Chi ha mangiato, in generale in primis, può confermare che si mangiava splendidamente. A me è anche dispiaciuta che a un certo punto si è chiusa, ma i bambini dovevano tornare nelle scuole elementari, e allora è arrivata la cucina della Protezione Civile, abbiamo spostato la cucina qui a Boscoverde e abbiamo riaperto le scuole, perché me l'avevano chiesto loro. Ci sono 2 bambine qua che forse non si ricordano nemmeno, una è in prima fila, sei tu, che l'anno scorso davanti al municipio mi hanno chiesto: ma perché sindaco non ci fai tornare nella nostra scuola? Erano gli unici sfollati di tutta la provincia, credo. E io ho detto: perché non avete l'acqua? Non avete l'acqua, come faccio a farvi tornare nella vostra scuola? Dovete stare a Caprile? No, ma tanto, ho detto, l'acqua non ce l'abbiamo neanche a casa, se torniamo siamo abituati con i secchi e con le taniche. Lì mi sono reso conto che forse potevamo anche tentarla questa cosa, e di 448 abbiamo spostato la mensa in una colonia qui di una parrocchia di Padova, e abbiamo riaperto le scuole senza acqua, e abbiamo continuato per 23 giorni ad essere senza acqua, una cosa che vi posso assicurare non è facile da gestire. 23 giorni abbiamo fatto l'acquedotto, ed è stato un record nazionale, perché in 23 giorni non si fa un'opera pubblica di quel tipo, in tempi normali ci vogliono un paio d'anni in Italia. Abbiamo fatto tutto in
estrema somma urgenza quello che bisogna fare in quei momenti. Poi avevo qualcuno della protezione civile, fortunatamente, noi avevamo qua, mi sembra, Dario Ricci, ricordo, che ci ha seguito passo passo, dicendoci anche le cose che potevamo o non potevamo fare. Quindi lo stesso segretario comunale ha trovato supporto grande in quei personaggi, come quelli del comune di Milano che sono venuti tramite ANCI a gestirci la parte burocratica iniziale dell'urgenza, della somma urgenza. Dicevo, ci sembrava giusto farlo, lo facciamo con un metodo molto sobrio. Aver seduto tutti sulle panche scomode è stata una scelta, perché potevamo farvi trovare le sedie un po' più comode, perlomeno le prime file, no? Non esistono prime file quando si ricorda un evento del genere, non esiste che Angelo Borrelli si sieda comodo e la signora Maria si sieda sulla panca. Quindi Angelo Borrelli abbiamo scelto anche una forma sobria dopo nel momento conviviale, una pasta semplice, fatta però con l'abilità dei nostri cuochi, sono tutti cuochi dei nostri alberghi che sono volontari in questo momento, e anche qui abbiamo detto, non esiste che il generale sia servito a tavola dal volontario. Il generale, come tutti gli altri, andrà a prendersi il piatto come me e mangeremo come sempre, è un rancio militare, quindi abbiate la compiacenza di capire questa cosa, è stata proprio una scelta. Iniziamo con un video, è un video che ci ricorda quei momenti brutti, sono 6 minuti e andiamo a vedercelo tutti assieme. Grazie a tutti davvero. Soprattutto nel bellunese che la situazione è molto critica, perché ci sono migliaia e migliaia di famiglie a essere senza energia elettrica, senza acqua potabile, nell'isolamento.
eravamo arrivati non sendo più giù stasera, perché ho sentito questo rumore che non mi va tanto bene, perché non voglio fare la fine del topo, insomma, ecco. C'era dell'acqua che scendeva anche nella camera sottostante, allora con degli stracci abbiamo tamponato un po' queste finestre. Una cosa che non avevo mai visto in vita mia, un vento, dicono a 150-180 km all'ora, che faceva veramente impressione, paura. Pioveva tantissimo, volate di vento fortissime, mai sentito un vento così forte. E sentivo gli alberi che cadevano, bam, crack. Ho pianto perché ho visto gli alberi caduti. Anno dopo anno, crescendo in questo mondo, in balia degli eventi e del tempo, pochi vi staranno vicino, pochi vi abbracceranno. Non abbiate paura di piegarvi al mondo, di spezzarvi o cadere. La forza della vita vi farà rinascere. Lasciate con tolleranza lavorare il tempo. Come bambini in gioco, camminate con lui. E da piccolo albero tornerete a germogliare foresta. Nella scaletta degli interventi abbiamo messo l'assessore Giampaolo Bottacin, se vuoi venire qua, abbiamo il microfono attaccato qui, sali pure. Giampaolo Bottacin, assessore alla protezione civile soprattutto in questo caso. Ma intanto grazie, buonasera a tutti e mi fa molto piacere di vedere così tanta gente presente, perché magari in quei giorni forse ho incrociato lo sguardo di qualcuno di voi e vi assicuro che quando giravo qua, perché sì, siamo arrivati con l'elicottero, ma il giorno prima io ero già qua, se ti ricordi Andrea, a quel com di Agordo dove eravamo in una situazione molto complicata. Andrea vi ha detto l'ultimo messaggio che mi ha mandato quella sera, no? Mandami l'esercito, guardo il generale Sperotto, però non vi ha detto quelli che mi ha scritto prima, perché noi quando abbiamo visto le previsioni meteo già il venerdì e poi sabato confermate abbiamo convocato l'unità di crisi regionale, abbiamo chiamato anche i prefetti la domenica mattina e abbiamo detto dovete dire ai sindaci che si preparino, che attivino i COC, i centri operativi comunali. E Andrea mi ha chiamato, ci conosciamo da tanti anni, siamo amici, ha detto ma siamo sicuri, perché non è che vi ricordo che domenica sera a un certo momento ha smesso di piovere, no? Sono uscite le stelle e quindi qualcuno pensava che avessimo esagerato, invece abbiamo tenuto duro, abbiamo insistito e l'escalation nei messaggi è stata, all'inizio mi ha detto qua la vedo male, il secondo non posso dirlo tutto, ha detto siamo nella M, ma insomma potete capire cosa significa, e poi l'ultimo messaggio, messaggi che arrivavano ogni tanto, perché la prima cosa che è saltata sono stati i collegamenti telefonici e l'ultimo era mandami l'esercito, questo a significare che la situazione era veramente grave. Io l'ho vissuta quei momenti, ero a Marghera, sala operativa, insieme al dottor Dell'Acqua, all'ingegner Soppelsa, all'ingegner Dattilo,
Eravamo in videoconferenza costante con il capo di dipartimento della protezione civile nazionale da un lato, il dottor Borrelli, e dall'altro con i 7 prefetti, perché avevamo anche le piene che stavano per transitare in tutto il Veneto dei vari fiumi, e quindi la situazione era molto complicata, molto complessa. Alla fine in qualche maniera ne siamo venuti fuori, e io credo che oggi sia doveroso anche un momento di ringraziamento. Io mi sento di farla dopo che è successo quello che è successo. In tanti, anche qualche mio collega mi ha chiesto ma come è stata gestita, come avete fatto, eccetera eccetera, e io dico sempre che sicuramente avevamo fatto i compiti per casa, avevamo un buon sistema di previsione meteo che ci ha consentito di dare un allertamento, non c'è mai la certezza, ma con una buona, come dire, garanzia che le previsioni fossero abbastanza vicine alla verità. Avevamo dei sistemi di monitoraggio, di previsione delle piene dei corsi d'acqua, eccetera. Avevamo investito quasi 900 milioni di euro sulla difesa del suolo, briglie, consolidamenti arginali. Nel 2010, ricordo, ci sono stati 32 rotture arginali in Veneto, e aveva piovuto molto meno, questa volta per fortuna neanche uno. Abbiamo avuto una situazione peggiore rispetto a quella del 2010, peggiore anche di quella del 66 perché non ci fu questo evento, e quindi i danni ci sono stati, oggettivamente ci sono stati. Sono stati limitati, io credo, anche dall'allertamento che abbiamo dato, dove continuavamo a insistere a dire non muovetevi di casa, non muovetevi di casa, e per fortuna, anche se 3 è il tributo di vite umane che abbiamo pagato, per fortuna i decessi sono stati solo 3, perché avrebbero potuto essere decine e decine. E questo però sono tutte cose che sono esportabili, no? Sono le procedure, sono modelli matematici, eccetera. Io dico sempre che però la differenza la fanno le persone, e qua la differenza l'hanno fatta le persone, a iniziare dai cittadini, perché io quando sono arrivato ad Agordo martedì pomeriggio, sono venuto su con Ivo, mi pare, con l'ingegner Dabroi, e lì ho trovato i primi cittadini che, anziché chiedere, come uno può pensare, no? C'è un'emergenza, ti chiedono aiuto, mi identificavano, sapevano chi ero, però erano tutti impegnati a ripulirsi casa, a sparare fango, anche persone insomma non giovanissime, e questo credo che sia stato la prima cosa che ha fatto sì che poi il 12 marzo il Presidente della Repubblica ha detto a Belluno che il Veneto ha dato una lezione di protezione civile, ripeto, a partire dai cittadini che si sono riboccati le maniche fin da subito, e io li ringrazio infinitamente. Poi tutto il mondo dei soccorritori, inizio da tutto il mondo del volontariato, che si sono prodigati e che credo una delle chiavi del successo, se così si può dire, della gestione di questa emergenza è stato il fatto che noi in Veneto abbiamo 485 organizzazioni di protezione civile, una presenza capillare che è stata determinante, credo, per i sindaci. In ogni piccolo comune c'erano le strade impraticabili, ma i sindaci avevano qualcuno a cui riferirsi. Qui abbiamo un distaccamento di vigili del fuoco volontari, abbiamo una stazione di soccorso alpino, e sono stati i primi, no, soccorritori che erano già lì a presidiare il territorio in un momento in cui era difficile accedere ai luoghi. E poi tutti i soccorritori che sono venuti da fuori, dalle colonne mobili anche di altre regioni, e poi anche tutti i soccorritori professionisti, guardie vigili del fuoco, la componente fondamentale del sistema di protezione civile, ma penso anche a quelli che non vengono considerati soccorritori, tutti i sanitari naturalmente, e che sono altre persone che si sono impegnate duramente. I dipendenti pubblici e privati non vengono mai ricordati, ma in quelle fasi non c'è stato, me lo diceva il sindaco anche qui, nessuna persona che si è tirata indietro, no? Delle imprese, dei tecnici comunali, i vigili, eccetera, nessuno si è tirato indietro, gli operatori sanitari negli ospedali che hanno fatto turni più lunghi, eccetera, tutti hanno contribuito a dare una risposta efficace a questo finimondo che è accaduto. Io penso che vadano tutti ringraziati. E poi ci sono i sindaci. Ci sono i sindaci che sono, Andrea l'ha detto prima, mi sono reso conto dopo 10 anni di cosa voleva dire da questo punto di vista fare il sindaco. Il sindaco è autorità di protezione civile, ma non è una medaglia sul petto, ve lo assicuro.
perché anche il Presidente di Regione è autorità di protezione civile, ma non è una medaglia sul petto, è una grandissima responsabilità, devi prendere decisioni, farlo in maniera immediata. È un po' come il medico del pronto soccorso, no? Non è che hai tanto tempo di star lì a pensare, devi decidere, fare, prendere la decisione subito, e se sbagli dietro l'angolo ci può essere la morte, nella peggiore delle ipotesi, o nella migliore 7, 8, 10 anni di processo in tribunale, perché poi anche questo aspetto a volte non viene considerato dalle persone, ma c'è anche questo. Fare il sindaco, fare l'amministratore vuol dire anche questo. E ringrazio ovviamente anche nella persona il capo dipartimento della protezione civile nazionale, Fabio Dattilo era ancora qui prima di essere sostituito da Loris Munari, ringrazio anche lui, generale Sperotto, ma Angelo Borrelli in modo particolare, lo dico perché qualsiasi richiesta noi facevamo in videoconferenza, la risposta era assolutamente sì in qualsiasi caso. Quando Andrea ha mandato il messaggio mandami l'esercito, ci siamo collegati, ci serve l'esercito. Non è che ci fosse dubbi, anzi era il Dipartimento che ci chiedeva avete bisogno di qualcosa in più. E quindi io ringrazio Angelo Borrelli perché poi, come dicevo prima, la differenza la fanno le persone e c'è stato veramente accanto dall'inizio della fase emergenziale, quindi dall'allertamento, ci siamo confrontati anche col Dipartimento prima, fino alla fase del post-emergenza che è ancora in corso e che prevede tutta una serie di interventi che dovremo ancora fare. So, ma forse ne parlerà lui dopo, che qualcuno dice che bisognerebbe fare più in fretta. Purtroppo abbiamo delle normative che a volte ci impediscono di essere veloci come vorremmo. Io sono stato fin troppo lungo, però i ringraziamenti volevo farli e penso che fosse doveroso farli. Ci ho scritto un libro anche su questa cosa qua, Andrea te lo regalo perché non è un libro noioso, anche se l'ha scritto un ingegnere, però se lo trovi noioso lo leggi quando non riesci ad addormentarti, e dove ho raccontato un po' anche qualche aneddoto perché volevo che rimanesse scritto un pezzo di storia bellunese, veneto, ma bellunese in particolare, con tutta una serie di testimonianze sia di cittadini che di soccorritori, di sindaci, sono un po' di aneddoti che ho voluto raccogliere lì. Penso che fosse doveroso e quindi ho pensato anche di lasciare questa testimonianza. Lo stiamo stampando, abbiamo delle copie pilota e quindi ne regalerò una copia a te e poi magari anche a qualche sindaco, a qualche volontario. Guardo Franco Magrini, a te lo regalo volentieri perché sei citato più volte. Io farei un applauso a Franco Magrini. No, ma lo dico non a caso, non perché gli altri abbiano fatto di meno, ma quando io sono arrivato su il martedì mattina, avevamo passato la notte in bianco, il collo dell'acqua e soppersa, ci siamo detti, c'era il Piave che insomma non era molto rassicurante, abbiamo detto come ci dividiamo un po' i compiti. Allora Nicola ha detto, a Belluno vai tu che sei bellunese, no? Io vado nel basso Piave e soppersa è rimasto a Marghera per studiare la sala operativa, no? E io sono passato al CCS di Belluno, salto a questa parte, mi sono fermato poco, c'era qualcosa che non mi tornava, e ho preso la macchina e sono arrivato dove si poteva arrivare, quindi ho passato Agor, ho passato Alleghi, però non sono riuscito ad arrivare, non si riusciva ad arrivare. Poi ho incrociato dei vigili del fuoco, è inutile che vai avanti, non passi, ti conviene andare a Agor che alle 6 c'è la riunione del COM, e ci siamo trovati lì, no? E c'era questo povero Franco Magrini che da solo che scriveva tutte le richieste di una quindicina di sindaci arrivati con i mezzi più disparati, nelle forme più strane e che facevano le richieste più drammatiche. Erano passate 24 ore, però ancora non si sapeva se tutti i cittadini stavano bene o non stavano bene, no? E quindi poi ho lasciato Franco Magrini qui, lo chiamo Inferno io questa zona qua nel mio libro, e sono andato a Belluno e ho cercato di dire, ho sentito Luca Soppersa, ho detto dobbiamo dare una mano perché da solo non ce la può fare. E quindi ho chiesto l'applauso a Franco Magrini come rappresentante di tutto il mondo dei soccorritori, perché insomma vederlo lì in quella situazione è una cosa che io ricorderò per tutta la vita, come ricordo tutti i soccorritori per tutta la vita,
per tutto quello che hanno fatto, dimenticando che a casa avevano famiglia, che avevano i loro cari, dimenticando che fosse giorno, che fosse notte, che fosse domenica, sabato, e quindi veramente li ringrazio di cuore. Scusate se sono stato un po' lungo, però è stata per me un'esperienza dal punto di vista professionale, ma soprattutto umana, che ho vissuto fino in fondo, quindi qualcosa volevo anche dirlo. Grazie. Con Giampaolo siamo amici, ci si conosce da tanti anni, l'ho detto più volte in questo ultimo anno. Durante una cosa del genere diventi amico di persone sconosciute, e qua ne vedo parecchi, che a loro modo e per la loro professione, comunque il loro incarico, ti aiutano, diventi proprio amico, nel senso che io li individuo come amici ormai, e uno di questi vedo anche il primo tu hai nominato Giampaolo Magrini, io nomino Tanduo per esempio. Il tuo comandante ha detto che siamo morosi, morosi non perché non abbiamo pagato i debiti, morosi perché siamo diventati fidanzati, insomma, no? Speriamo di no, dai. E lui era quello che era qua, i cittadini se lo ricorderanno, molti dei nostri cittadini, comandava il primo turno dei vigili del fuoco, sono quelle persone che non dimentichi. Come non dimentico il tuo comandante, al quale devo anche una giacca, è una di queste giacche qua, ce l'ho a casa. Abito a 200 metri, confido di riuscire ad arrivarci. Fabio Dattilo, il capo nazionale del Corpo dei Vigili del Fuoco. Faccio venire Magrini. Intanto grazie a tutti, sono davvero lieto di essere qui, non in quei momenti così tristi, ma in un momento in cui celebriamo anche con un po' di allegria quello che ci è accaduto. Quella notte Franco mi telefonò e mi disse, ci conosciamo da 40 anni quasi, e mi disse: guarda che qui c'è stata un'alluvione, ma non è un'alluvione, è un terremoto. Questo somiglia al terremoto, bisogna che tu ti attivi e far venire non l'esercito ma le colonne mobili, tutte le forze che sono disponibili. Ovviamente poi un giro di telefonate e abbiamo cominciato a darci da fare. Lui è scappato, ma quello che mi premeva dire è che c'è stato un momento in cui i telefoni non funzionavano, WhatsApp non funzionava, la luce non c'era, la corrente non c'era nulla. Noi arrivammo qui la mattina dopo e trovammo sindaco, vieni, e vice sindaco che sembravano il gatto e la volpe spauriti e che dicevano: dobbiamo andare di là, dobbiamo andare di qua, no? Vi ricordate? Infangati con gli stivali, con la macchina infangata. Vieni su in macchina, andiamo a vedere, ti faccio vedere se rai di sottocuda, perché a febbraio, grazie sempre a Magrini, qui eravamo stati a fare i campionati nazionali di sci dei vigili del fuoco e il nostro albergo era proprio qui di fronte, quindi andammo a vedere i serrai, andammo a girare e io dissi: ma qui ci sono stato, non riconosco più nulla, perché c'era fango, la strada bloccata, i massi per le strade, l'acqua che correva giù, i paravalanghe che erano già andati via, quindi veramente una situazione che Magrini mi aveva descritto, Franco mi aveva descritto in maniera egregia. Ci sono quei momenti in cui, ha detto il sindaco, si diventa amici, ma secondo me va di più di diventare amici, perché si condivide una sciagura della quale ci si sente in qualche modo, anche se non direttamente, responsabile nei confronti degli altri.
Però in quei momenti, senza la luce, senza il telefono, trovai una signora che mi disse: ingegnere, guarda che non tutti i mali vengono per nuocere, perché questa notte davanti al foghetto siamo riusciti a parlare fra di noi, perché non c'era telefono, perché non c'era la televisione, non c'era la luce, e abbiamo passato una notte a sentire quel che accadeva fuori e abbiamo parlato fra di noi. Quindi un po' la voglia di catarsi, di uscire da questo sistema. Qui sotto c'era una casa, l'abbiamo vista nei filmati, sotto la ghiaia, accanto c'era già una ruspa che lavorava e di fronte c'era la casa di quel signore che a piedi si è fatto da Agordo a venire in su con la signora che era disperata perché aveva la casa piena di fango. Il giorno, non so se è qui oggi, eccola lì, e il giorno dopo vieni. E il giorno dopo, sapendo che saremmo tornati, aveva trovato la forza anche di andare al parrucchiere. Era di tutt'altro colore, era questo che volevo dire. Da quel momento per noi questo comune è diventato la base, perché c'era il campo sportivo per portare anche le autorità a vedere, ma non ci siamo mai dimenticati nelle sale operative di quello che è accaduto dall'altra parte. Quindi il mio grazie ovviamente dapprima ai vigili del fuoco volontari che sono stati chiusi all'interno dei loro comuni e da dentro sono venuti fuori non potendo comunicare neanche con le nostre radio. Poi va a tutti gli operatori del sistema di protezione civile che qui in Veneto, e qui in particolare nell'Agordino, ha visto il massimo del funzionamento, e questo non perché siamo stati bravi noi, ma perché la gente è stata brava e in quel momento ci si rimbocca le maniche, come in tutte le calamità, ci si perde quella rivalità fra i diversi colori delle divise e si è pensato solo a salvaguardare la gente, anche perché la gente, cari ragazzi, il colore delle divise non gliene importa nulla, gli interessa solo avere un buon soccorso. L'ingegner Soppelsa, con il quale abbiamo lavorato tantissimo a Mestre qui già dai giorni precedenti, ma anche prima, ed è l'altro trucco della protezione civile. Se le persone si conoscono e hanno reciprocamente fiducia l'uni degli altri, la macchina dei soccorsi va via come una scheggia. Magrin, siamo stati in Albania insieme, quindi abbiamo visto la guerra in Albania, Kosovo, non proprio la guerra, ma insomma i bombardamenti. Quindi siamo veterani del soccorso, ma questa alluvione a me ha dato qualcosa in più, perché ho conosciuto della gente, come diceva l'assessore prima, che si è rimboccata le maniche. Siamo arrivati lì in quella casa che dicevo prima e non si sono distratti perché arrivavano le autorità, hanno continuato a lavorare, a sgomberare le cantine, a tirar fuori i mobili, a pulire, perché dice: qui dobbiamo fare in fretta perché altrimenti fra un po' nevica e poi non potremo fare più nulla. Grazie a Magrin, grazie a tutti i vigili del fuoco, grazie ai colori di tutte le divise, e saluto la signora perché arriva la diversa estiva, non so che... Grazie a voi. È la terza volta che vengo qui, la nasconde sempre. C'è un video di Repubblica. Tra l'altro il giornalista, oltre ad essersi dimenticato la giacca in municipio prontamente restituita, mi ha detto una cosa, no? Sono di Repubblica, mi concedi uno spazio? Come no? Vuoi che non concedo spazio a Repubblica? È vero sì o no? E io ho detto: perché? Ma perché non siamo propriamente della stessa parte politica, no? Ho detto: ma non starai mica scherzando, cioè sei un giornale nazionale, vieni a Rocca Pietro e ti concedo tutto il tempo che vuoi, perché credo che tenere alta l'attenzione sia stata una buonissima cosa per Rocca Pietro e per l'intero Agordino. Continuare a tenere alta l'attenzione
è un'ottima cosa perché non bisogna spegnere la luce. Ci sono stati altri eventi, Borrelli, Dattilo e tutti quelli che fanno il loro mestiere li hanno visti anche pochi giorni fa, purtroppo. Noi facciamo il nostro lavoro, teniamo alta l'attenzione ai fari su Lagordino e su Rocca Pietore. Abbiamo avuto anche il favore da questo giornalista e dal suo giornale, quindi Repubblica, di vedere il video che è andato sul sito di Repubblica e che ci vediamo adesso. Vaia un anno dopo, è breve ma molto intenso. Pensavamo potesse succedere solo agli altri, no? E quando ti rendi conto che sta succedendo a te, che ti sembra di vedere come un film la tua vita, no? E dici, ma come? È stato devastante quello che abbiamo visto quando ha fatto luce, diciamo che alle 6:30 di mattina tutta la gente era fuori dalle case, sbigottita, mutolita, a vedere quello che era successo, e di lì a poco abbiamo fatto colazione, siamo partiti poi con le motoseghe per aprire le strade e avanti. Sicuramente il territorio della provincia di Belluno è stato fortemente danneggiato, sono poco più di 7.000 gli ettari di superficie boschiva danneggiata, su un totale di circa 226.000 ettari complessivi che rappresentano il 54% di tutto il Veneto, quindi il bosco, diciamo, è una parte maggioritaria sul territorio provinciale bellinese, ne rappresenta circa il 61% complessivo. E ora inizia anche una fase successiva molto importante, cioè quella di cosa faremo adesso nel futuro del bosco e del nostro territorio. Quindi ci sono diverse teorie, quella di una ripiantumazione anche diversificando i generi di piante, o anche lasciare a pascolo, a prato. Anche questa è una scelta che dovrà essere adesso oculata, ci ritroveremo attraverso dei tavoli per portare avanti quelle che sono le scelte più significative ed importanti per il bene del nostro territorio. Io ho sempre pensato già dallo scorso anno che è la natura che ci deve pensare. La natura fa ricrescere, fa marcire il legname se non lo porti via, qualora tu lo tolga devi farci dei paravalanghe di legno e lasciare che poi marciscano anche quelli per lasciare crescere il bosco naturalmente. Manchi la volontà di togliere gli alberi, il problema è che c'è un pericolo togliendo gli alberi, siccome sono pendii molto ripidi, che se qualora durante l'inverno venissero delle nevicate di una certa importanza avremo un rischio di slavine molto molto marcato, per cui prima di togliere questi alberi bisogna fare dei paraslavine o dei parasassi. Perché si parla di zone rosse? Perché il terreno ha una tendenza tale che se non ci fossero queste piante a terra verrebbe giù una slavina, valanghe durante l'inverno. Allora in queste zone gli alberi al momento non si possono toccare perché fanno da barriera comunque quando ci sono grosse nevicate. Anche se sono a terra? Anche se sono a terra, perché comunque sono messe in modo molto disordinato e creano comunque una barriera che evita il distacco della valanga. Zona rossa è sinonimo di zona valanghiva. Esatto. 15-20 anni per vedere di nuovo la normalità nel bosco ci vogliono tutti. Ma i paravalanghe
si potranno costruire di qui a 2 mesi oppure è un lavoro che... No, questo è un lavoro che partirà in primavera e sarà per tutta l'estate del prossimo anno. Questa è una delle poche zone finora ripulite. Sì, è iniziato a primavera la ripulitura di questa zona, anche perché il terreno è più pianeggiante che in altri posti, quindi con i macchinari e le attrezzature varie è stato più facile accedere e fare la ripulitura. Non ci sono né paesi sotto né strade, in modo che anche se dei sassi rotolano a valle non creano danni a strutture o strade, appunto. Il livello del fiume alla fine del bianco sono 10 metri e quindi qua su saranno almeno 16-18, insomma, e quindi il fiume è uscito da qui a 18 metri. La nostra casa è lì, è quella gialla, adiacente proprio attaccata alla casa c'erano gli uffici, gli ex uffici della mia famiglia, insomma, e è implosa proprio su se stessa. Invece la casa adiacente che è rimasta su anche nell'alluvione del 4 novembre del 66 con le stesse identiche modalità, era stata costruita da mio papà in maniera molto solida. Pensavano che fossimo sfollati, per cui pensavano che fosse successo chissà cosa, ma dentro alla casa assolutamente non avevamo niente, noi avevamo 2 gatti che non potevamo lasciare lì da soli, insomma. Come siete rientrati? Il 29 maggio. 7 mesi esatti da quando siamo fatti uscire. Sì, abbiamo sollecitato un bel po' perché volevamo proprio tornare a casa. Diciamo che rimane ancora nella testa un po' ancora le immagini, i rumori di quella notte, con l'avvicinarsi dell'anniversario ritornano in mente quello che abbiamo passato. Fortunatamente ci sono stati dei progressi, diciamo, nella sistemazione del territorio, prima di tutto, quindi torrenti, boschi eccetera hanno lavorato e stanno facendo ancora lavori. Per quanto mi riguarda mi sono messo abbastanza in piedi adesso, nonostante i grossi danni che ho avuto, ho lavorato duramente e siamo riusciti a riaprire per la stagione invernale l'anno scorso. Diciamo che, come si dice qua, ci siamo dati le mani attorno e abbiamo lavorato. Io l'ho conosciuta che stava sparando fango lì sotto. Che tipo di danni ha avuto poi alla fine? Alla fine purtroppo ho avuto lì, appunto, dove siamo conosciuti, c'era la zona caldaia completamente sommersa dal fango, detriti, va un ascensore, ho tutti i quadri elettrici, ho tutte le attrezzature, quindi i danni sono stati ingenti. Ho provato a fare una stima, un conto? Sui 100.000 euro più o meno di danno. Ma questa è un po' una caratteristica un po' del montanaro, di dire rimbocchiamoci le maniche e cerchiamo di darci da fare. Noi abbiamo avuto questa particolarità che, essendo in riva al lago, il problema più grosso è stato che c'è stato un grande vento a circa 200 km/h. Questo vento ha trattenuto il flusso dell'acqua e praticamente il lago si è alzato di 2 metri, andando ad inondare non solo il nostro albergo, ma tutte quante le case e altri alberghi che ci sono attorno al lago. Noi abbiamo speso 250.000 euro circa, forse anche qualcosa in più, e a metà dicembre eravamo operativi per i clienti per l'arrivo per la stagione invernale. E cosa chiede lei come abitante, come cittadino alle istituzioni a questo punto? Ma chiedo, noi abbiamo preso i 20.000 euro come residence di primo intervento, che quelli sono stati un aiuto
Chiaramente adesso speriamo, insomma io mi auguro che si possa venire incontro con il resto, almeno una buona parte. È ovvio che dopo quel primo mese di somma urgenza, di emergenza, dove il sindaco ha ampi poteri, possibilità di derogare a qualsiasi regola, a qualsiasi normativa, si entra poi nel periodo più burocratico, quello degli appalti, delle gare, degli affidamenti, che è tipico dell'Italia non essere mai propriamente veloce. Abbiamo avuto dei momenti un po' di silenzio di lavori e invece dal marzo del 2019, momento in cui sono arrivati i famosi 360 milioni al Veneto, si è iniziato a muoversi contando sui soldi che erano arrivati. Molto si sta facendo, ma credo che il grosso dei lavori ormai, visto che siamo avanti con la stagione, partirà in primavera. L'altro giorno gli ho mandato una foto di me e lui atterrato con l'elicottero qua nel campo di calcio nel momento in cui ci si dava la mano. È stato uno dei momenti che ricorderò anche nei prossimi anni finché avrò la memoria che mi aiuta. Un amico, anche lui, Angelo Borrelli, capo nazionale a protezione civile. Allora Andrea, grazie, sono veramente felice di essere qui stasera a distanza di un anno. Noi ci siamo sentiti spesso, ci siamo mandati messaggi, mi hai mandato messaggi di auguri a distanza di un mese da quell'evento, ma l'ultima volta che ero stato qui ero stato ancora in una piena fase emergenziale e devo dire che ritorno qui con grande piacere perché porto nel cuore questo evento, questa straordinaria situazione emergenziale, un evento eccezionale, un evento che era stato previsto, tutti quanti noi lo sapevamo e ci eravamo confrontati anche con Giampaolo Bottaccini e i colleghi della Regione Veneto. È stato un evento alluvionale che ha colpito 10 regioni italiane, che ha colpito 2 province autonome, ha fatto più di 30 morti, ha fatto danni per oltre 6 miliardi e mezzo di euro e per fortuna è stato un evento che abbiamo fronteggiato con una grande prova del sistema di protezione civile. Io devo dire che in questa occasione, come in tutte le altre occasioni, l'ultima occasione è stato lunedì della scorsa settimana, quando abbiamo avuto l'alluvione nei paesi dell'Alessandrino. Il sistema di protezione civile ha funzionato bene, ci siamo attivati facendo un grande lavoro di squadra, perché la protezione civile, lo voglio ricordare, siamo tutti quanti noi. La protezione civile sono le istituzioni, le amministrazioni, sono a partire dal Presidente del Consiglio dei Ministri, i Presidenti di Regione, i sindaci, sono le autorità di protezione civile, ma poi abbiamo i cittadini, abbiamo la comunità scientifica, siamo tutti quanti noi e con il lavoro di squadra noi siamo riusciti a prevedere in qualche modo quello che si stava verificando, siamo riusciti a intervenire perché voglio ricordare la capacità della Regione Veneto di chiedere sin da subito la mobilitazione delle risorse delle colonne mobili delle altre regioni. Noi ci siamo attivati e nel momento in cui Giampaolo, erano le 6 di sera, mi ha detto non riusciamo ad avere notizie da alcuni dei comuni del Bellunese,
Noi abbiamo convocato il comitato operativo, abbiamo subito attivato tutte le forze che noi avevamo disponibili. Nel giro di poche ore siamo riusciti a mettere in campo qualcosa come oltre 20.000 uomini, avevamo più di 8.000 vigili del fuoco sul territorio. Voglio ringraziare Fabio Dattoli, Loris, Munaro e tutti quanti gli altri, perché i vigili del fuoco sono una componente fondamentale del Servizio Nazionale della Protezione Civile e sono presenti sin da subito nella situazione di emergenza, ma voglio poi ringraziare tutte quante le altre componenti, dalle componenti delle forze di polizia, dall'esercito, ma in particolar modo voglio ringraziare i volontari, tanti volontari e volontarie che si sono attivati nel nostro paese. Se abbiamo una protezione civile che possiamo dire è all'avanguardia a livello europeo e mondiale, lo dobbiamo a questo straordinario modello e a questo straordinario apporto dei nostri volontari e dei nostri volontari. Abbiamo fatto un grande lavoro. Io credo che anche tu, Andrea, hai potuto constatare la presenza dello Stato, la presenza delle istituzioni e la presenza di noi tutti. Il mio telefono, lo sai, è sempre attivo, è attivo per te come è attivo per tutti i sindaci d'Italia e per tutti coloro i quali hanno un'esigenza e un problema. Stiamo lavorando perché si possa migliorare la capacità di previsione di questi eventi, la prevenzione. Io voglio ricordare che stiamo lavorando a una piattaforma nazionale di allertamento della popolazione. Ne parlavamo anche ieri sera, ero con Fabio Dattilo a Catanzaro, parlavamo di contesti territoriali o ambiti territoriali ottimali, cioè come organizzare il territorio per la gestione delle emergenze. Se vogliamo affrontare efficacemente le emergenze lo dobbiamo fare organizzandoci per tempo. Ebbene, questa piattaforma nazionale di allertamento della popolazione ci consentirà di far arrivare direttamente alla popolazione le informazioni su quelle che sono le misure anche di autoprotezione da adottare. Purtroppo gli eventi estremi, piccoli, grandi, questo è un evento grandissimo anche su scala nazionale e con tempi di ritorno di molte decine di anni, hanno già provocato quest'anno più di 30 morti e abbiamo registrato all'inizio dell'anno 150 eventi che hanno provocato feriti, morti, danni e distruzione nel nostro paese. Quindi con questi strumenti noi dobbiamo mettere a disposizione della popolazione le informazioni in modo tale che si possano limitare gli effetti di questi eventi devastanti. Dobbiamo lavorare per organizzarci meglio e qui devo dire che un progetto che sto portando avanti, il generale Sperotto lo sa, con gli amici delle forze armate è un maggiore coinvolgimento delle forze armate, perché io sto e vorrei approfittare di un momento congiunturale favorevole. Nelle forze armate ci sono delle professionalità straordinarie che hanno comunque una certa età e queste professionalità non possono essere impiegate nei teatri operativi, ma le possiamo utilizzare per scopi di protezione civile. Quindi io vorrei creare, insieme con il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, con il capo di Stato Maggiore della Difesa, con il Ministro della Difesa, ne avevamo già parlato, delle unità pronte, operative, per lavorare per la prevenzione e poi per lavorare per la gestione dell'emergenza. Dobbiamo anche lavorare perché si possa intervenire sul territorio per mettere in sicurezza il territorio. Vedete, solo lunedì dell'altra settimana i sindaci dell'Alessandrino hanno ripetuto al Presidente Conte l'esigenza di avere una normativa che consente di intervenire in tempo di pace per pulire gli alberi dei fiumi, per tagliare gli alberi negli alberi dei fiumi. Noi stiamo lavorando per questo. Domani Nicola Dell'Acqua, il collega Nicola Dell'Acqua, verrà a Roma per
parlare con i colleghi del Ministero dell'Ambiente, perché secondo me è arrivato il momento in cui dobbiamo far valere quella che è la gerarchia dei valori che devono essere tutelati nel nostro Paese. Non a caso l'articolo 1 della legge istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile, confermata dal Codice della Protezione Civile, dice che per prima viene l'esigenza della tutela dell'integrità della vita, poi viene ovviamente i beni e l'ambiente, il paesaggio, ma noi non possiamo rimanere inerti, perché altrimenti la natura rischia di portarsi via tutto quello che noi abbiamo realizzato. Quindi io vi voglio ringraziare, mi dispiace di non essere arrivato prima, tornerò ancora per poter vedere i progressi che state facendo, e vi voglio dire che sono vicino a tutti quanti voi e vi ringrazio per quello che anche voi avete fatto per sollevarvi e ritirarvi su. Non c'è stato una lamentela, e questo devo dire che vi fa onore. Grazie a tutti quanti. Un'organizzazione in una settimana di una cosa del genere crea anche qualche disguido, qualche piccolo problema. Il prefetto voleva essere qua con noi oggi, aveva già un appuntamento. Il presidente della provincia, non dico che è stato dimenticato, ma è stato avvertito tardi. Il ministro Bellunese, fra l'altro vicino di casa, non è stato dimenticato, ma è stato avvertito tardi. Il generale Sperotto, Amedeo Sperotto, uguale, è stato avvertito tardi. Mi hanno detto che lì al comando di Padova hanno fatto un giro di telefonate per invertire un po' di appuntamenti. È qua con noi anche lui un amico, il generale di corpo armato Amedeo Sperotto. Bene, sì, buonasera. Credo che tante cose siano state già dette, quindi è inutile ritornare su alcuni concetti. Io devo dire che l'Esercito ha fra le sue missioni ne ha una che prevede il concorso in casi di pubblica utilità e di pubbliche calamità, quindi la disponibilità e l'Esercito è al servizio della collettività. Quindi il fatto che fossimo quassù credo che sia un compito che ci compete, ma questo abbiamo scoperto anche altre cose. La più importante è una comunità che non si è mai data per vinta. Quando io sono arrivato erano già trascorsi alcuni giorni, quindi non è che fosse nell'imminenza del tutto, però andando in giro vedevo le facce delle persone, gli occhi delle persone, da cui traspirava sicuramente forza, coraggio, determinazione. E credo che questo sia un messaggio molto forte, che adesso si ritrova tra la gente che adesso anche sorride, quindi è ancora più positivo. Credo che le parole del Vescovo durante la messa, seminare con le lacrime, mietere con la gioia, siano parole che siano assolutamente vere. Credo che questa comunità abbia dato molto anche a noi, perché abbiamo capito cosa significa fare squadra, come diceva il dottor Borrelli, abbiamo capito che ci sono delle cose su cui dobbiamo ripensare. L'aspetto tecnico può anche essere banale, ma non lo è assolutamente, è stato citato anche dall'ingegner Dattilo. Non si parlava, e il fatto che non si parlasse non si aveva la possibilità di sapere cosa fosse necessario portare quassù, cosa avremmo trovato quassù e quello che era opportuno essere pronti ad affrontare. Questa impossibilità di parlare era dovuta a un fatto molto banale che si è scoperto dopo. Il vento aveva abbattuto i ripetitori, quindi i telefonini non funzionavano, l'area era compartimentata, quindi le radio dei nostri nuclei non funzionavano, non si prendevano, e posso dire che questo è stato un insegnamento.
adesso i nostri nuclei di ingenio che dovrebbero intervenire in queste circostanze sono muniti di radio satellitare e di telefono satellitare. In questa maniera si supera completamente questo problema. Ma detto questo, io sono venuto qua molto ma molto volentieri, perché è una comunità che è di esempio. Quando si parla e si dicono tante cose va bene, ma quando queste cose si fanno materialmente, si toccano, allora diventano fatti. E questa comunità ha fatto fatti ed è un esempio per tutti. Si è fatta squadra, hanno partecipato le istituzioni, i vigili del fuoco, la protezione civile, la componente politica che deve gestire in qualche maniera tutte le attività che è necessario gestire, ma si è fatto squadra partendo dai cittadini che per primi si sono rimboccati le maniche, che per primi hanno lavorato, che non si sono mai tirati indietro. E credo che questo sia un esempio che sia importante, e se l'assessore Bottacini ha scritto un libro, spero che l'abbia concluso dicendo: questo è l'esempio di quello che può fare un paese come il Veneto. E io, da buon Veneto, devo dire che sono estremamente contento. Complimenti a tutti e grazie per quello che avete fatto. Molti degli interventi, quasi tutti, forse con l'eccezione di Giampaolo Bottacin, sono un po' il trascorso, quello che è avvenuto un anno fa, come si è intervenuti, i primi a darci una mano, un po' gli angeli di quella situazione drammatica, di quell'inferno, no? Gli angeli nell'inferno. Invece c'è una persona che ha un compito che è forse ancora più difficile, che è quello di rimettere insieme i cocci, ed è l'uomo operativo del presidente Zaia, che è commissario per l'emergenza, quindi il dottor Nicola Dell'Acqua. È lui che ha in mano tutti i fili, è lui che ha nominato sul carico del presidente Zaia i soggetti attuatori, che ognuno per la loro specificità, qua ne abbiamo parecchi. Ho visto Enel, ho visto e distribuzione, ho visto, c'è sicuramente anche Terna, c'è l'INGSP, c'è Veneto Acque, ricordo Serai di Sottoguda, Lago di Alleghe, ingegnere Baccari e del suo collega ingegnere Trevisan, Francesco, ciao. Via via il genio civile, i servizi forestali, sono 12 principali, Veneto Acqua si è aggiunto al 13°, ce ne sarà anche qualcuno in più. Molti comuni sono soggetti attuatori per determinate cose specifiche, e è lui che tira le fila di tutto quanto. Spesso mi chiedo come fai a starci dietro, perché siamo tanti sindaci, tanti componenti, tanti problemi. Lo fa con una piccola macchina a guerra, quindi diamo la parola a Nicola Dell'Acqua. Come faccio? Non lo faccio, mi faccio travolgere dalle telefonate e cerco di risolvere i problemi. Io però devo anch'io partire da un anno fa. Devo partire da un anno fa perché 15 anni che bazzico nella Protezione Civile Nazionale a vari livelli, eravamo colleghi io e Angelo, e quindi vi devo dire quello che ho visto nel mio Veneto. E ho visto una macchina perfetta nelle previsioni, ho visto una non sottovalutazione delle previsioni, ho visto una protezione civile, l'assessore, che ha creduto ciecamente alle previsioni e ha fatto tutto quello che doveva fare davanti a questa possibilità dell'evento. Ma ho visto una cosa che da altre parti, io ho 15 anni che faccio emergenze, prima Bertolaso, poi Gabrielli, una cosa ve la devo dire,
Se non ci sono stati tanti morti, al netto purtroppo delle 3 scomparse, lo dobbiamo alla fiducia che i veneti hanno avuto in chi li governa. Perché spesso il cittadino non crede alle istituzioni e invece voi ci avete creduto tutti in Veneto. Quindi la prima persona che dobbiamo ringraziare è proprio il cittadino, questa autoprotezione. Avete creduto al presidente Zaia quando vi ha detto restate a casa, ci avete creduto quando vi ha detto chiudo le scuole, avete creduto all'assessore quando ha detto guardate che saranno piogge che neanche nel 66 avete visto. Questi fatti hanno fatto sì che tutto ha funzionato in determinato modo, Bene, adesso arriviamo alla ricostruzione. È vero che in Italia purtroppo abbiamo una macchina da guerra che è la protezione civile e spesso e volentieri invece pecchiamo nella ricostruzione. Gli esempi sono davanti a noi in centro Italia, insomma delle difficoltà ci sono, è inutile che non nascondiamo. Anche qua però la macchina messa in moto dalla Regione Veneto con tutte queste società che ha la Regione Veneto controllate ha fatto sì che in non meno di 4 mesi fossero stipulati 970 contratti, 970 appalti che iniziano, lavori che sono iniziati, 1000 cantieri per 360 milioni di euro. Poi ho visto anche la faccia disperata di qualche albergatore e lo assicuro, sono state date coperture anche a tutti i danni che sono arrivati. Quindi anche sono stati certificati circa una 70 di milioni di danni, i primi 25 milioni sono già stati dati, quindi anche questa è una macchina che in qualche modo ha funzionato. Spero adesso che i lavori siano veloci, è chiaro che ci sono dei lavori che richiedono il loro tempo, però non abbiamo illuso nessuno dall'inizio, abbiamo detto chiaramente per raccogliere tutti quei boschi schiantati e sostituirli a paravalanghe, per mettere a posto determinate cose, si parla di un profilo di 2 anni. Quindi ci si metterà al lavoro, si chiederà tanta pazienza ai cittadini. Ci avete creduto quando vi abbiamo detto guardate che dovete restare a casa, chiudete le scuole, tutto è funzionato. Cercate di credere anche in questa macchina che si è messa all'opera con più di 100 soggetti attuatori, ci sono 100 società tra comuni, soggetti regionali e quant'altro che stanno lavorando per voi in maniera disperata. Qualcuno ne vedo qua e vedo anche delle facce stanche perché non è solo stato Vaia che ha stancato, c'è anche dopo, e quindi spero di potervi portare quello che ha detto proprio Zaia oggi, speriamo di potervi portare la ricostruzione della vostra provincia, perché di questo si tratta. Chiaramente anche le altre province siamo dovuti intervenire anche su altre province, ma diciamo che il grosso è tutto qua. Va ridisegnato un paesaggio, dobbiamo cominciare, lo dico a tutti i sindaci, dovete ridisegnarvi un paesaggio. Ci sono 30 milioni di metri cubi di materiale nei fiumi che prima o poi dobbiamo portare via. Il lago di Alleghe è solo un simbolo di questi. C'è tutto il Piave, tutto l'Ansiei, tutto il Cordevole, lì dobbiamo intervenire urgentemente perché dobbiamo riportare tutti quei luoghi nello stato che si trovavano prima di Vaia? No. Molto prima di Vaia, perché purtroppo quelle norme in cui ci lamentiamo non ci hanno permesso probabilmente in questi ultimi 20 anni, 30 anni di fare quelle manutenzioni che invece sarebbero dovute servire. E Angelo, scusami, ne approfitto. Guarda che c'è qualcuno a Roma che sta pensando di mettere dei vincoli su questo territorio che vanno di là del Ministero dell'Ambiente. Questi vincoli potrebbero essere un ulteriore ostacolo alla ricostruzione. Poi noi dobbiamo sempre agire con deroga, ma non può esserci un paese che vive di qualcuno che fa le leggi e di qualcuno che per fare i lavori fa le deroghe. Dobbiamo cercare di intervenire
anche su questo vincolo, perché ho sentito parlare di obbligatorietà nell'ingegneria naturalistica per gli argini, per il rifacimento, per la messa in sicurezza idraulica. Beh, è qualcuno che non conosce la montagna, è qualcuno che non sa dove sta. Prego di portare questo mio grido di allarme in Presidenza del Consiglio. Grazie a tutti e complimenti, veramente complimenti. Vogliamo dare un piccolo spazio ai nostri bambini. Andiamo su un momento un po' più rilassante, spero che riescano ad essere meno tragici e allontanarsi magari anche un po' dalla serietà degli interventi tutti doverosi. E iniziamo con un video che è stato girato lo scorso anno proprio qua a Roccapietro con i nostri bambini, con lo scuola Boschegirava. Faccio un piccolo, qui in sala dovrebbero esserci anche alcuni, se non tutti, imprenditori di quelle ditte, di quelle imprese che erano qua sul territorio di Roccapietro. Grande fortuna quella lì di Rocca avere dei lavori in corso con dei mezzi sul posto. Noi avevamo degli escavatori, dei camion e delle pale gommate sul posto per fortuna e siamo potuti intervenire subito. Qualcuno siamo andati a prendercelo appena poco lontano perché tutto era interrotto fino al Belluno, sarebbe stato un grosso problema iniziare una settimana dopo. Abbiamo iniziato subito, quindi grazie anche a chi è in sala delle imprese che ci hanno aiutato i primissimi giorni. Sì, vediamo il video, c'è qua tra l'altro il regista, l'ho salutato prima, quello che l'ha fatto, lo saluto, non so dov'è, eccolo là, lo vediamo. Il titolo è? Ho visto 3 lampade rotte, che è la frase del bambino col cappello. Andiamo a vederlo. Non ti rendevi conto di quello che succedeva. Noi alla finestra aspettavamo il lampo per vedere qualcosa e capire cosa succedeva. Sentivi solo il crepitare degli alberi, non capivi se erano frane, la pioggia era fortissima e abbiamo dovuto aspettare mattina prima di renderci conto di quello che veramente era accaduto. Ecco quel brutto tempo che non c'era più luce e io mi sono preso paura. Ecco, e il buio non mi faceva sempre paura. Ho visto adesso. Io ero nel letto di mamma e papà e io ho dormito sempre della mia.
E ci siamo ritrovati con i nostri vicini, a guardarci attoniti, attoniti da quello che avevamo attorno. Era cambiato completamente il panorama. Non ritrovare più quei punti fermi che avevi da anni, da sempre, perché il bosco c'è sempre stato. Il mio papà, perché questo alpino mi aiuta le persone, e quella notte è andato fuori. Ancora oggi mi ritrovo a girare e dire oddio, ma è così? Non riconoscere più il territorio e la paura, perché la paura è stata tanta. Senza luce. Senza luce? Sì. E come facevate? Con le pile? No, io avevo le candele. Io anche, ma avevo anche le frontali. Che cosa sono? Sono quelle che le metti sulla testa e ci vedi. Non mi ricordo più queste. Ho capito, Anna. Quella è diventata un vero centro operativo di distribuzione cibo. Cucinavamo qua per poi portare a Rocca, dove mangiavano tutti i volontari, i vigili del fuoco, soccorso alpino, la gente comune che dava una mano. E sono stati 20 giorni di follia veramente, però... Ma dopo ha funzionato la luce e dopo sono andato da quelle delle medie. La scuola è stata chiusa 5 giorni. Mi pare che abbiamo ripreso il 5, poi hanno portato i bambini di Rocca Pietore delle elementari all'asilo di Sottogura, li hanno portati qua da noi perché loro non avevano neanche l'acqua, quindi forse i piccoli sono meno consapevoli e li vedi gioiosi come sempre. E ho visto 3 lampade rotte e una così. L'asilo è a Sottoguda ed è un bijou, un vero bijou, e la scuola elementare qui a Rocca Pietore, altra cosa molto bella che riusciamo a mantenere, anche se i numeri non ci danno molto ragione, sono state credo le uniche scuole evacuate per così lungo tempo in Veneto, perché sono stati via 15 giorni dalla loro scuola. E com'è la scuola media? Molto più alta. È molto più alta. È molto più lunga. È molto più grande. Sì. Nell'asilo si faceva la cucina, utilizzando la cucina dell'asilo per la protezione civile, e nelle scuole c'era la mensa, quindi avevano portato i tavoli e tutte le aule al piano terra erano state occupate da tutti questi centinaia di volontari. Noi ne abbiamo avuti quasi 300 un giorno, che andavano a mangiare, no? Una cosa umana enorme. I primi 3 giorni abbiamo fatto proprio senza luce, i primi 15 senza acqua totale, quindi c'era con l'aiuto di tutti i volontari, avevamo anche il Super Daniele che ci prendeva l'acqua e insomma è stato veramente dura. Sono stati bravi. Io ho aiutato quel che ho potuto, sempre nell'ambito delle pulizie, visto che per non essere fuori dal mio ho dato una mano. Lì si scopre la comunità, lì si scopre il voler stare insieme in queste situazioni. Una bella Italia, veramente una bella Italia. Nel momento del bisogno, sempre uniti. Poi noi montanari è proprio vero. Non ci ferma nessuno, c'è poco da fare. Anche se siamo pochi, ma ci teniamo troppo ai nostri posti probabilmente. Siamo parte dei posti che viviamo. E tutto tornerà alla normalità, speriamo. Sì, arriva, tutto torna.
brevi. Terminiamo con due cose. Una ce l'abbiamo qui, se venite su facciamo fare una cosetta veloce ai nostri bambini. E poi parliamo un attimo di donazioni. Buonasera. Alcuni giorni fa abbiamo riunito tutti i nostri bambini e abbiamo chiesto loro di chiudere gli occhi e di provare a ricordare quella sera di un anno fa, quella notte, i giorni seguenti. E poi abbiamo detto di aprire gli occhi e di provare a raccontare le immagini che avevano visto nella loro mente. Tutti i bambini avevano qualcosa da dire, da raccontare. È stato anche incredibile vedere come, mentre un bambino raccontava, tutti i compagni ammutoliti lo ascoltavano. Di solito non è facile con i bambini che succede. Questa sera sono qui e vogliono condividere con voi alcuni dei loro ricordi. Se chiudo gli occhi mi ricordo il bosco caduto e pensavo che delle persone erano schiacciate sotto gli alberi. E chiudo gli occhi. Se chiudo gli occhi mi ricordo della frane della cantina allagata. Di quella sera mi ricordo che quando sono andata a dormire c'era ancora la luce, ma quando mi sono addormentata siamo rimasti al buio e ho sentito un forte rumore. Poi sono uscita nel corridoio e sono andata giù per le scale. Lì ho visto Giorgio che rimetteva a posto l'armadio del giardino. Sono poi tornata su, ma non riuscivo ad addormentarmi. Se adesso chiudo gli occhi ho ancora davanti l'immagine dei pompieri che liberavano la strada di Colle d'Aut. Di quei giorni ricordo solo che alle 9 di sera, quando era già iniziata l'alluvione, avevo paura che cadesse il tubo che sta sull'angolo della casa. Quando ho sentito un rumore fuori casa sono uscito sul balcone. Ho visto un mobile caduto e allora ho chiamato la mamma. Il giorno dopo ho visto il disastro. Eravamo senza acqua e senza luce. Eravamo isolati. L'immagine più brutta è stata quella degli alberi caduti verso costa. Di quei giorni mi ricordo che ero in vacanza in Austria ed ero molto preoccupata. Pensavo che la mia casa fosse crollata e quella notte non sono più riuscita a dormire. Se chiudo gli occhi vedo l'immagine di tutti gli alberi caduti come li ho visti quando sono arrivata a Caprile. Io sono rimasta scioccata. Di quei giorni mi ricordo che verso sera stava diluviando. Sono uscita sul terrazzo ma non ho visto niente. Il giorno dopo ho visto che il torrente Pettorina era straripato. Il bosco di Schwarzenegger era distrutto.
Il mio garage era senza il portone e l'acqua era entrata. Nel mio piazzale c'era un grande buco. Io ho avuto tanta paura. Di quella sera mi ricordo che ero in cucina a fare i compiti e ad un certo punto è saltata la luce. All'ora di cena abbiamo mangiato con le candele accese. Dopo un po' sono andata a dormire con la mamma. Il giorno dopo mi sono svegliata e ho visto cos'era successo. Gli alberi caduti, sassi franati ed acqua ovunque. Quella notte ho avuto tantissima paura. Di quella sera mi ricordo che giocavo con un mio amico, poi è andato via col suo papà e mezz'ora dopo è saltata la corrente. Sono uscito ed ho visto il torrente che di solito non si vede quasi mai, in piena. Mi sono preoccupato anche perché sentivo gli alberi che si spezzavano e cadevano. Sono ritornato in casa dalla mia famiglia perché avevo molta paura. Di quei giorni mi ricordo che ero andata a giocare con i miei amici ed è iniziato a piovere molto forte. Sono tornata a casa, abbiamo mangiato ed è saltata la luce. Intanto mio papà continuava ad uscire ed entrare di casa perché aiutava tutti. Alcuni giorni dopo mio papà ha portato me, mia mamma e mia sorella a Enivo dai miei nonni per farci stare al sicuro. Di quella sera mi ricordo che ero in casa a fare i compiti, quando a un certo punto è saltata la corrente. Per fortuna mio papà aveva il generatore. Dopo poco un piccolo torrente si è rifatto, portando acqua e fango dappertutto, dentro le cantine e per la strada. Con il vento forte un albero è caduto su una casa e ha fatto tanti danni. È stata una brutta esperienza e spero che non ricapiti più. Di quella sera mi ricordo che mio papà continuava a salire e scendere per la strada di Palue. Io ero preoccupata che gli succedesse qualcosa e quando uscivo in terrazza vedevo tutto il disastro. Il giorno dopo tutti gli alberi erano caduti e il ciliegio che c'era all'inizio della salita di Palue era scomparso. Di quei giorni mi ricordo che la sera del 29 ottobre 2018, verso le 22, dalla terrazza guardavo gli alberi che cadevano. La mattina successiva vedevo il caos in giro. Non si riusciva a capire cosa stesse succedendo. Dopo un po' sono andato insieme ai miei genitori e ai miei nonni, ma non siamo riusciti ad arrivare all'aste perché c'era un grande sasso in mezzo alla strada che la bloccava. Mio papà era con i pompieri a liberare la strada che collega la Murada con Di Gomera. Ho avuto tanta paura. Di quei giorni mi ricordo che alle 19:30 è saltata la corrente. Quindi mio papà è andato in garage per accendere il generatore. Poi, quando siamo andati a letto, ha tremato la casa per il vento. Quando mi sono alzato la mattina successiva, ho visto che la strada che collega Moè con Col era bloccata dai detriti e il ruscello venne in basso alla strada. Tutti gli alberi erano caduti ed io ero molto triste. Di quella sera mi ricordo che ero in cucina. A un certo punto è saltata la luce e tutti abbiamo preso un colpo. Dopo si è sentito un boato. Ho preso paura e cercavo di vedere cosa era successo. Mia mamma è andata fuori per chiudere un portone.
ma poi ci ha ripensato ed è ritornata indietro. Dopo ancora ha sentito un colpo forte ed erano volate le ramiere dalla casa vicino. E se mia mamma fosse stata lì sarebbe finita sotto. Poi la tempesta si è calmata, sono andata a dormire e mia sorella ha dormito con me. Per 3 giorni non sono uscita di casa per non vedere il disastro. Grazie, però vi tengo qua perché parliamo di donazioni. A Rocca è successa una cosa, penso in tutto l'Agordino, ma qui in maniera più forte sarà stata la gravità dell'evento che ci ha investito, sarà stata l'attenzione, sarà stato un po' il fatto che siamo emersi a livello mediatico, quindi quelli diventati forse più tristemente famosi, ma è partita soprattutto dal Veneto una raccolta di fondi e di donazioni per noi commovente. Non nomino, ma insomma ha raccolto fra una cosa e l'altra 62.000 euro per Rocca. 50.000 ci sono arrivati da una casa farmaceutica di Milano, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, 500, 100 euro, 20 euro, tanti bonifici da 10 euro e una busta, la busta più simpatica di tutto il periodo. C'erano 5 euro attaccati a una lettera, insomma in pratica, tagliando corto, sono i 5 euro di Achille. Dov'è Achille? Vieni qua, dai. Guarda che sono abbastanza un duro io, piangere non è tanto bello per me. Achille ha messo 5 euro, ha detto voglio vedere i vostri piedi, vi do un piccolo aiuto, quindi mi hai commosso un'altra volta. Ti faccio dire 2 parole, so che sei un chiacchierone tu, no? Allora, di un pensiero che ti è venuto che anche questa sera, di quello che vuoi, insomma. Allora, quando ho visto che gli alberi erano tutti caduti, ho pensato, oddio che tragedia è successa, allora ho pensato di donare dei miei risparmi per vedere dei boschi interi, visto che io adoro la montagna. Tu hai detto anche un'altra cosa nella lettera, che da grande poi magari si cambia idea, perché poi crescendo si cambia idea, però hai detto anche che da grande ti piacerebbe fare il forestale. Noi ti abbiamo portato anche in un posto vicino a Feltre dove abbiamo conosciuto i comandanti dei forestali. Il primo, quel signore col pizzetto, è il colonnello che comanda Carabinieri forestali della provincia di Belluno, colonnello Zanetti. Adesso, visto che tu sei ancora abbastanza piccolino, lui comincia a avere i capelli bianchi, magari quando sei grande forse non è più al suo posto, ma cercheremo di metterci una buona parola col suo successore, no? Colonnello. E se hai ancora voglia entrerai nei Carabinieri forestali. Achille è stata la donazione più piccola di quel 1.600.000 euro che ha raccolto Rocca Fietore. 200.000
200.000 dall'UNESCO per il Serrai, 200.000 dalla Cari Verona per il Serrai, 200.000 dalla Cari Padova per il Serrai e 1 milione dai suoi 5 euro fino ai 62.000 di quel comune trevigiano, inframmezzato da circa 5.000 donazioni. Abbiamo un libro grosso così, stampare tutti i bonifici è risultato un libro grosso così, e soprattutto il Veneto con noi è stato di un calore in questo senso incredibile. A volte si dice, noi bellunesi abbiamo il male di Calimero, la sindrome di Calimero, siamo sempre convinti di essere brutti, sporchi e neri, e diciamo sempre che siamo dimenticati, che la pianura non ci riconosce, che la regione ci dimentica. Invece è stata quel libro grosso così, è la riprova che la pianura non ci ha dimenticato, anzi molti hanno riconosciuto e hanno scritto per le nostre montagne, perché le sentono più loro di quello che le sentiamo noi. Quindi Achille è l'esempio, ma ringrazio qui e andiamo a terminare questa lunga kermesse serata, ricordando tutti quelli che hanno donato. Abbiamo chiamato lui perché non potevamo chiamare qua 5.000 persone, sarebbero venuti. Se avessimo, per chi mi ha seguito, ricordo Rosanna, Lucia, il vice sindaco che da tanti anni ormai è con me nell'amministrazione, ma via via tutti quelli che lavorano in comune, se avessimo solo, se ci fossimo permessi di allargare un po' troppo gli inviti, questo tendone sarebbe stato largamente insufficiente, non saremmo stati in grado neanche di affrontare quello che sarebbe diventata un'invasione, perché sono attaccatissimi a Rocca, a partire da lui, quindi tu rappresenti tutti quanti. Grazie Achille, grazie a tutti quelli che hanno donato, grazie a tutti, grazie al generale Sperotto, al capo della protezione civile Borrelli, all'assessore Montacina, al capo dell'ufficio di foto nazionale Dattilo, al suo collega Munaro del Veneto, all'ingegnere dell'acqua, a tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine e ai nostri volontari, soprattutto i nostri volontari del soccorso alpino, dei vigili del fuoco e dell'ambulanza, che erano con noi sempre, costantemente. Ricordo il nostro medico che è qua in prima fila, con la divisa al soccorso alpino, al COC di notte, se ti ricordi Claudio, sono stati anche momenti belli, momenti che abbiamo, se non avessimo avuto i danni sul territorio sarebbe quasi da ripetere una cosa del genere.